È iniziata venerdì 26 luglio per 28 ragazzi, di cui 11 ragazze, dai 18 ai 23 anni, e si è conclusa sabato scorso alle 14 con tanta gioia nei volti e nei cuori di tutti. Stiamo parlando della Mini Naia, 11ª edizione, addestramento importante con tutte le sue regole da rispettare, compreso l'uso limitato del cellulare. È andata benissimo, l'abbiamo visto nei volti non solo dei ragazzi, non solo dei volontari, ma anche dei loro genitori, intesi come mamma, papà e nonni. Veramente è stata una grande soddisfazione e una grande festa di famiglia. I giovani, alloggiati nella palazzina comando all'interno della struttura dell'ex caserma Montegrappa di Bassano, per l'occasione concessa e incomodato d'uso gratuito dalla Regione Veneto, sono stati impegnati a 360 gradi a partire dalla sveglia rigorosamente alle 6:30, salvo qualche giorno alle 7 con il silenzio alle 23. Le attività sono andate dallo spegnimento incendi con uso corretto degli estintori all'arrampicata su roccia, a un corso di salvamento fluviale, non da ultima la conoscenza della nostra storia. Ma soprattutto educazione civica, educazione alla cittadinanza e cantare il nostro inno, quello che unisce l'Italia da nord a sud, Fratelli d'Italia. E ancora un solo spirito che ha contraddistinto questa Mini Naia 2019, oramai da sabato scorso soltanto un ricordo. È il nostro spirito alpino. Il spirito alpino vuol dire solidarietà, vuol dire conoscenza della nostra storia, conoscenza di tutte quelle che sono state anche le vicende storiche che hanno coinvolto il nostro territorio, la nostra regione e la nostra amata e cara patria. Un addestramento che comunque spesso non rimane solo fine a se stesso. 4 dei nostri ragazzi si sono iscritti come volontari in ferma annuale VFP1 e uno si è iscritto proprio fresco alla protezione civile della sezione Montegrappa di Bassano. E qualche lacrimuccia al momento di andarsene. E qualche goccia di lacrime ci aiuta anche ad apprezzare meglio la vita.